Signor Sindaco, il Calcio Padova rischia di sparire, si avvicinano le scadenze, l'iscrizione non è a posto e anche lei si sta muovendo su questo fronte per evitare questa triste realtà. Sì, nonostante che sia sindaco, si può dire da qualche giorno, mi sto muovendo, ma non solo io, anche molti altri, per cercare di trovare una soluzione. Certo che continuo a ripetere in questi giorni che io continuo a sentire la disponibilità da parte di molti imprenditori di Padova che ovviamente amano il calcio, amano Padova e non vogliono assolutamente che succeda che il calcio Padova sparisca e fallisca. Certo è che, ripeto, ci vuole chiarezza soprattutto per quanto riguarda i conti. Le persone che ho sentito si rendono disponibili nel momento in cui c'è chiarezza nei conti della società. Tutti hanno paura ovviamente che ci siano delle cose oltre quelle di cui si parla in questi giorni, quindi la proprietà chiarisca, faccia emergere quelle che sono le problematiche e vedrà che ci sarà qualcuno disposto a rilevare e a portare avanti. In caso contrario non lo so, in caso contrario la vedo molto difficile. Lei ha avuto modo di incontrare Cestaro, l'ex presidente, ma quello attuale? Ma io ho incontrato più parti, per ovvi motivi non ho mai detto dove, quando, ecco, perché questa è una cosa che va trattata in maniera ovviamente riservata e certamente ci si rende disponibili a parlare con la TV e i giornali, però l'importante non è la notizia, l'importante è che si trovi una soluzione per il calcio Padova. E su questo un po' tutti stanno lavorando, so che ci saranno incontri anche in giornata, aspettiamo domani e vediamo insomma quale sarà lo stato delle cose. Certo è che mancano pochi giorni, insomma noi chiediamo che ci sia una risposta da parte della proprietà nelle prossime ore.